Diciamo che lo scenario simulativo ovviamente è appena partito. Conosciamo evidentemente già sufficientemente lo scenario perché quello che è la causa di tutto si è già verificato, cioè un terremoto diciamo di media intensità, un 5.5 scala Mercalli, che comunque nella zona in cui si è verificato, anche per delle caratteristiche di carattere geomorfologico, insomma, ha prodotto certamente un'avvertibilità importante da parte della comunità e comunque alcuni effetti a terra. Ovviamente la ragione del gioco esercitativo è verificare la nostra capacità di coordinarci. La caratteristica, diciamo, del sistema organizzativo della protezione civile è un sistema, diciamo, di collaborazione tra più soggetti istituzionali con una diramazione molto capillare sul territorio e quindi questa ovviamente non è un'emergenza di rilevanza nazionale e quindi non coinvolge organismi di quel livello, ma diciamo, escluse le emergenze che hanno una valenza soltanto locale, tutte quelle che vanno sopra la dimensione strettamente comunale comportano l'attivazione coordinata della regione, della provincia, della prefettura e di tutte le componenti tecniche fondamentali del Servizio Nazionale di Protezione Civile e quindi Vigili del Fuoco. Allora, in tutto questo, affinare le nostre capacità, i nostri metodi di coordinarci e di mettere a frutto le sinergie possibili all'interno delle diverse competenze è fondamentale. Quindi ci sono momenti in cui, come è successo durante il Bomba Day, poi si tratta di emergenze reali, nel senso che l'evacuazione c'è stata, il rischio era reale e quindi diciamo si gioca sul serio. E altre volte in cui si svolgono questo tipo di attività esercitative che ci preparano e ci preparano sia diciamo, nella nostra capacità di renderci migliori nella pianificazione degli interventi e nella realizzazione degli interventi in caso di emergenza reale, ma ci migliorano anche, se posso dire, nella nostra capacità di team building, cioè di rafforzare le intese che quando sono intese di carattere interistituzionale, prima ancora devono essere intese anche di carattere personale, quindi la possibilità di interagire direttamente su tutto il territorio provinciale fa squadra in modo molto forte, come d'altra parte abbiamo visto durante tutto il periodo della pandemia, in cui diciamo, questa connotazione particolare di maggiore forza del territorio si è espresso proprio attraverso queste logiche di rete. Ecco. Quindi ci esercitiamo a fare questo. Adesso si stanno facendo una serie di verifiche tecniche sul territorio, principalmente attraverso i vigili del fuoco, perché evidentemente è un territorio anche che presenta dei rischi sul piano insomma, del rischio industriale, chimico e ci sono alcuni stabilimenti che vengono attenzionati e vedremo nel prosieguo dello sviluppo insomma, del gioco esercitativo quali saranno gli ulteriori inject che ci troveremo ad esaminare. Al momento la situazione diciamo, ci appare controllabile e tenete conto che questa è un'esercitazione tabletop per posti di comando perché evidentemente in correlazione alla situazione pandemica abbiamo preferito non mettere in campo troppi soggetti. Però soltanto una quota parte minima di noi è a conoscenza di che cosa accadrà esattamente. La più parte degli attori sul territorio è all'oscuro, quindi si muove conoscendo di volta in volta che cosa è accaduto e ipotizzando le risposte da dare in concreto. Fino a questo momento tutto quello che è successo ha ricevuto risposte appropriate, insomma.